Grande festa ieri sera nel piccolo comune di Grotte dell'Agrigentino per l'arrivo di 6 persone ucraine in fuga dalla guerra in corso, tra di loro anche 2 bambini, uno di 1 anno e mezzo e l'altro di 8 anni circa. Gli abitanti dell'Ucraina saranno ospitati in un appartamento messo a disposizione dall'amministrazione comunale di Grotte. A mobilitarsi per l'accoglienza è stato il professor Beniamino Biondi, che da quando è scoppiata la guerra è stato nominato responsabile di un'associazione ucraina in Sicilia per tutte le necessità del caso. Ricordiamo come nel marzo del 2019 il professor Biondi accolse presso l'Accademia Michelangelo organizzando un gemellaggio culturale con la cittadina di Leopoli. Biondi ha seguito personalmente il viaggio in Sicilia degli ucraini, sostenendo anche il costo dei biglietti aerei da Cracovia a Palermo, ad accogliere Irina, 39 anni, Ludmila, 54 anni, Nemidia, 67 anni, Valentina, di 67 anni, Vladislav, 8 anni e il piccolo Dimitri, come detto, di appena 1 anno e mezzo. A dare il benvenuto a Grotte a nome del comune è stato il vice sindaco Roberta Di Salvo e il presidente del consiglio Aristotele Cuffaro, ovviamente a tanta gente che ha dimostrato molto affetto, accoglienza e calore. Questo sia l'inizio di apertura di corridoi umanitari seri, sicuri, che permettano a queste persone sì di evadere dalla guerra, ma di trovare nei posti dove arrivano sicurezza e sicuramente uno stile di vita di migliore. Oggi per noi è davvero un grande traguardo perché concretamente siamo riusciti ad aiutare queste persone che adesso saranno qui con noi, porteremo i bambini a scuola, faremo a loro le visite, faremo i vaccini. Noi gli auguriamo di vivere una vita serena all'interno della nostra comunità, nella speranza di ricongiungersi presto comunque con i loro familiari e nella speranza che questa atrocità finisca subito. Speriamo di, nel nostro piccolo, poter acquietare il vostro dolore. Sappiamo che state provando, che il vostro popolo sta provando dolori atroci, perdite e ferite indicibili. L'amministrazione comunale e l'intero consiglio comunale unanimemente, che mi onoro di rappresentare, hanno adottato immediatamente ogni azione per poter iniziare questo percorso di corridoio umanitario tra Grotte e la vostra nazione, l'Ucraina. E per questo vogliamo ringraziare anche Beniamino Biondi, che si è prodigato tantissimo e sta facendo tanto. Noi nel nostro piccolo cerchiamo di darvi con tutta la nostra buona volontà una grossa mano di aiuto e ringraziamo inizialmente le 2 famiglie che hanno dato la disponibilità degli alloggi, la famiglia Todaro e la famiglia Arnone. Spero che altre famiglie si aggiungano per dare ancora continuità a questo corridoio che si è aperto.